Visita istituzionale del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ieri sera si è recato a Favara per incontrare le massime cariche cittadine. Un incontro voluto dal presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, che qualche giorno fa aveva fatto formale richiesta al governatore della Sicilia. Il presidente Musumeci è arrivato nel pomeriggio in piazza Cavour assieme all'assessore regionale agli enti locali, l'agrigentino Marco Zambuto, e alla presidente della commissione ambiente Giusy Savarino. Ad accogliere gli esponenti del governo regionale, il sindaco Antonio Palumbo, Miriam Mignemi, assessori e consiglieri comunali, ma anche diversi cittadini, tra i quali i piccoli giornalisti dell'Albero, il giornale dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, accompagnati dal loro insegnante direttore Giuseppe Piscopo, che come provetti giornalisti hanno voluto documentare tutte le fasi della visita istituzionale. La Presidente Mignemi, nel ringraziare il Presidente per l'attenzione che ha voluto prestare alla comunità favarese, ha evidenziato alcuni aspetti dell'attività politico-amministrativa della città, ma anche importanti aspetti sociali, come quelli dell'accoglienza e dell'ospitalità ai cittadini profughi ucraini. Il sindaco Antonio Palumbo nel suo intervento ha evidenziato le difficoltà, alcune insormontabili, che ci sono nell'amministrare una città. Ha parlato di carenza di personale apicale, di un corpo di polizia municipale ridotto ai minimi termini e naturalmente delle ristrettezze economiche con conti correnti bloccati, difficoltà di redigere bilanci, mancanza di trasferimenti da parte dello Stato. Non c'è dubbio, condivido perfettamente, amministrare un comune, una provincia, la regione, sono problemi grossissimi, non soltanto perché le risorse finanziarie non sono mai sufficienti e noi abbiamo dovuto alla Regione aprire un tavolo di confronto con lo Stato per vederci riconosciuto qualche centinaio di milioni di euro, ma nei comuni, soprattutto quelli in predissesto, le difficoltà sono maggiori. Ecco perché noi a Roma abbiamo portato 2 o 3 esigenze importanti. Assegnare alla Regione e non tenere più a Roma la finanza locale, sbloccare i concorsi perché nei comuni non ci sono più dipendenti e consentire i concorsi per la polizia municipale, perché se non c'è un uomo in divisa sul territorio, al di là del lavoro che fanno i carabinieri, naturalmente la polizia, tutto diventa più difficile per un sindaco. Speriamo che almeno queste nostre 3 richieste che abbiamo avanzato a Roma possano essere accolte. Il presidente Nello Musumeci, nel tracciare un veloce bilancio della sua attività di governo regionale, ha evidenziato il grande lavoro svolto e il grande impegno profuso soprattutto negli investimenti e nelle realizzazioni nei vari settori grazie ai fondi europei. Altro che immobilismo, ha detto, nonostante 2 anni di pandemia abbiamo gestito in maniera eccellente e abbiamo fatto cose impensabili. La condizione in cui abbiamo operato con questa risorsa umana che abbiamo nell'amministrazione regionale, io credo che abbiamo fatto cose impensabili all'inizio e c'è ancora tanto altro da fare. Abbiamo curato la stagione della semina, continueremo ad avviare nuovi cantieri e speriamo nei prossimi 5 anni di poter raccogliere. Nonostante qualcuno parli di immobilismo, i frutti si stanno cominciando a vedere. 4 miliardi e 700 milioni abbiamo speso in 4 anni e mezzo, altro che immobilismo. Siamo la prima regione per lotta al dissesto idrogeologico, siamo la prima regione in Italia per la banda larga, siamo fra le prime stazioni appaltanti dell'Italia meridionale. In questo momento abbiamo centinaia di cantieri aperti in Sicilia. Non abbiamo restituito a Bruxelles neppure €1 di quello che ci imponeva di spendere e certificare ogni anno, mentre prima il denaro rimaneva inutilizzato. Sono veramente contento, pur sapendo che se non avessimo avuto 2 anni di pandemia, che abbiamo gestito, come sapete, nella linea della severità, io ho chiuso la regione agli interventi esterni, avremmo fatto certamente meglio e di più.
Musumeci ha voluto dedicare grande attenzione ai ragazzi giornalisti dell'IC Falcone e Borsellino, ringraziandoli per la presenza e per l'attenzione mostrata che li porta ad essere dei cittadini attivi, cosa che fa ben sperare per il futuro. Con loro la formale foto ufficiale da pubblicare sul giornale, ma anche selfie da mettere sui propri profili social. Quindi la visita alla biblioteca Barone Antonio Mendola con il restaurato fondo antico, molto apprezzato dal presidente Musumeci, che ha anche ammirato alcuni unici volumi appartenuti al Barone Mendola che necessitano di un restauro che il governatore si è impegnato a finanziare. Infine l'incontro con la comunità ucraina, profughi fuggiti dall'orrore della guerra, ospiti a Favara grazie all'azione di Carla Bartoli e di Farme, unitamente alla grande accoglienza mostrata da diverse famiglie che ospitano donne e bambini ucraini. Commovente l'intervento di una delle ragazze ucraine ospiti al convento dei francescani che ha raccontato la paura della guerra ma anche la speranza di un futuro migliore.